Il Monte San Casto, che domina la città di Sora, diventerà monumento naturale. Il progetto per l'istituzione ufficiale del monumento Rocca Sorella Castello San Casto è stato presentato presso il Palazzo Comunale dal consigliere regionale Loreto Marcelli, dall'assessore alla transizione ecologica Roberta Lombardi, dal presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio Valerio Novelli e dal sindaco di Sora Roberto De Donatis, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana e della deputata Enrica Segneri. Sarà finalmente la nostra collina, che è simbolo della nostra città, quella di San Casto, sarà monumento naturale. Con questo avremo sicuramente vantaggi per poter concretizzare anche le opere di sistemazione dei sentieri, le opere di sistemazione del castello. Ecco, sarà un iter che ci darà modo, un punto di arrivo, anzi consideriamolo un punto di partenza per poter poi cominciare veramente a concretizzare quel recupero che per noi della città di Sora è molto importante. Iniziamo un percorso da oggi che è quello del recupero di questa roccia che ci governa dall'alto e che noi tutti amiamo. Siamo alle battute finali perché stanno decorrendo i 30 giorni per le osservazioni delle comunità locali, quindi il comune di Sora, la provincia di Frosinone e la comunità di Montana di Valle del Liri, e subito dopo saremo pronti per il passaggio in commissione e la firma. Siamo in questo momento come Regione Lazio tutti tesi a cercare di raggiungere il prima possibile gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, che prevedono il 30% di territorio regionale come area naturale protetta. Siamo attualmente a un 15% abbondante, quindi tutti i tasselli, compreso il monumento naturale di San Casto, sono importantissimi in questo mosaico più complesso. Sì, diciamo che questo è l'8° monumento naturale che nella mia commissione arriverà, e che quindi sono stati approvati 8 monumenti naturali dall'inizio della legislatura. Un momento importante, perché tutte le volte che si istituisce e si dà tutela, soprattutto ambientale, ma anche sotto la cura della nostra biodiversità, è sempre un grande successo, soprattutto anche per la commissione che mi onoro di presiedere. Continuiamo così, perché ne stanno arrivando altri 4, devo dire la verità, di cui 2 sono anche qui della provincia di Frosinone, e quindi ecco, il nostro impegno per l'ambiente e per la transizione ecologica è sempre in primo piano. La riqualificazione della Rocca Sorella parte da un restauro conservativo dell'antico maniero, del rudere, cioè del castello, del cosiddetto castello, dello sfoltimento e della creazione di una fascia tagliafuoco, dell'ottimizzazione della sentieristica presente, con la possibilità anche di accessi di piccoli mezzi elettrici e quindi la possibilità di illuminarlo in modo tale che diventi un punto focale in tutta la valle. Il riconoscimento di monumento naturale per la collina di San Casto permetterà di intercettare i fondi necessari alla manutenzione e valorizzazione di una delle bellezze naturali più importanti della città di Sora. Le nostre aree protette sono letteralmente il nostro ossigeno, quindi è sempre una bellissima notizia proprio l'istituzione di un monumento naturale, anche perché anche a livello nazionale nel PNRR ci sono tantissimi fondi proprio sui parchi che diventano il centro proprio della biodiversità, il centro anche inclusivo, no? Quindi anche a livello sociale l'importanza sociale che hanno i parchi e i monumenti naturali è importantissima. Questo è assolutamente un grande riconoscimento a un territorio che va tutelato, va preservato in considerazione alla biodiversità e alla bellezza paesaggistica che offre il monumento naturale. E devo dire che Sora aveva proprio bisogno di un riconoscimento del genere, perché questo dà la possibilità di rendere più appetibile il territorio.